Enrico Cisnetto, patron di Cortina Incontra, 10 candeline. 10 candeline che sono altrettanti successi, progressivi successi che la manifestazione ha avuto in corso di questi 10 anni, è cresciuta moltissimo sia dal punto di vista quantitativo. I numeri di questo 10° appuntamento, ma soprattutto i numeri messi insieme dei 10 anni, che vogliono dire 10 edizioni estive e 5 invernali, perché abbiamo cominciato in corso d'opera anche a programmare l'appuntamento invernale, ci dicono appunto che ci sono una straordinaria quantità di cose che abbiamo fatto, ma direi anche dal punto di vista qualitativo, perché siamo riusciti a fare soprattutto due cose. Uno, di riuscire a fare di Cortina Incontra un laboratorio, un luogo di idee dove si progetta l'agenda politica e non dell'anno successivo, l'anno che in qualche modo, come nel calendario scolastico, inizia con settembre. E poi dal punto di vista della qualità del dibattito, perché se c'è una cosa di cui andiamo fieri e che crediamo sia un ingrediente del successo di pubblico che abbiamo avuto, è proprio il fatto che riusciamo a proporre dei confronti, di idee, dei dialoghi che siano costruttivi, finalizzati a proporre, non semplicemente a denunciare, dove le persone che salgono sul palco non recitano la loro parte, come troppo spesso avviene nei dibattiti televisivi, ma si confrontano in maniera reale con il desiderio di trovare dei punti di convergenza, magari ribadire anche delle differenze, ma senza quella logica dello scontro gridato che ha stancato gli italiani e che secondo me è uno dei grandi ingredienti di questo riflusso contro la politica che abbiamo vissuto specialmente in questa edizione. Ecco, se c'è una cosa che questa edizione ha fatto emergere è la stanchezza degli italiani e in particolare di quella borghesia produttiva che rappresenta il grosso del nostro pubblico. C'è la stanchezza nei confronti di un sistema politico che non sa produrre altro che non scontri e incapacità di costruire e di guardare al futuro. Se lei potesse riassumere in una battuta, cosa è cambiato in questi 10 anni? Purtroppo l'Italia è cambiata in peggio, l'Italia si è involuta, ha continuato a scivolare lungo questo declino nel quale si è infilata ormai 20 anni fa e fa fatica a uscirne. L'unica cosa che mi dà speranza è che in quest'ultimo periodo, in particolare quest'anno, quest'estate hanno avuto la riprova più esplicita, si è verificata una reazione. Gli italiani hanno preso consapevolezza, forse anche per la crisi economica che ha toccato le tasche di tutti, e quando si toccano le tasche la reazione è sempre garantita, ma c'è la consapevolezza che non si può più delegare, non si può più chiudersi nel proprio orticello, anche perché è un orticello che non è riparato da ciò che avviene al di là del confine. Quindi per confine intendo la propria casa, la propria dimensione personale, il proprio mondo, ma anche i confini nazionali, perché se c'è una cosa che questa vicenda dei mercati finanziari hanno dimostrato è che appunto stiamo parlando di questioni europee come minimo, se non di questioni planetarie. E quindi, detto questo, la speranza è riposta proprio in questo, perché in questi 10 anni io ho visto declinare il Paese, ho visto scivolare il Paese verso il basso. Adesso ho l'impressione, o comunque coltivo la speranza, che ci sia stata una sorta di rimbalzo, che ci siamo un po' svegliati, abbiamo preso una zuccata, abbiamo capito che il Paese attraversa una fase molto difficile, che rischiamo, perché la Grecia non è semplicemente un artifizio giornalistico, è una cosa che può accadere anche a noi. In fondo in Grecia nel giro di 20 mesi sono passati dall'inconsapevolezza di che cosa poteva accadergli, gli sarebbe accaduto 20 mesi dopo, a appunto prendere coscienza che bisognava parlare di default, di possibile fallo in bancarotta dello Stato, eccetera. E noi abbiamo cominciato a prendere coscienza che corriamo dei rischi, perché siamo lontani ancora dalla situazione greca, e spero che questo aver preso coscienza ci metta nella condizione
di reagire. Spero che le cose che abbiamo fatto a Cortina, le tante cose che abbiamo fatto a Cortina quest'estate, siano un piccolo mattoncino messo a quest'opera di ricostruzione che prima di tutto deve nascere dalla appunto acquisizione di consapevolezza della condizione in cui siamo. Il Paese ha bisogno che gli si dica la verità, ha bisogno è come un malato a cui bisogna dire la verità sulle proprie condizioni, perché è un malato non gravissimo, che può farcela tranquillamente con le proprie forze, ma che ha come primo ingrediente per potercela fare quello di essere cosciente delle malattie che ha. Se gli viene nascosta la verità o il Paese mette la testa sotto la sabbia per non sapere, certo non avrà le energie le capacità, le qualità per uscirne. Se invece acquisisce coscienza dei problemi che ci sono, prenderemo le medicine che sono necessarie. Abbiamo tutte le possibilità di farlo, ma dobbiamo cominciare a farlo. Spero appunto che Cortina sia servita anche a questo. Molti ospiti dal palco di Cortina Incontra hanno provato a dare la ricetta. Ma qual è la ricetta di Enrico Cisnetto per uscire da questa terribile crisi che attanaglia il nostro Paese? Guardi, io credo che ho sempre creduto e credo nella supremazia della politica, quindi non credo alle ricette di tipo tecnocratico, non credo che esistano ricette tecniche. Esiste un sistema politico che è in grado di procurare le scelte e quindi governare i processi complessi che abbiamo di fronte oppure no. Siccome fino adesso non è stato così, prendiamo atto che questo sistema politico che abbiamo chiamato Seconda Repubblica ha fallito il suo compito. Io non ero tra quelli all'inizio degli anni 90 che si erano illusi che la Seconda Repubblica sarebbe stata la panacea di tutti i mali. Conoscevo i difetti della Prima Repubblica, ma non ho mai pensato che il modo col quale attraverso era nata la Seconda ci potesse portare lontano. Ma al di là di quello che potevano essere le illusioni che sono diventate disillusioni di altri o le mie preoccupazioni iniziali, sta di fatto che adesso credo che la coscienza sia stata presa, cioè questo sistema politico così come è fatto non funziona, allora dobbiamo assolutamente cambiare. Quindi la prima cosa è cambiare la legge elettorale non funziona sia perché bisogna ridare agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, sia perché abbiamo bisogno di un sistema che non può essere avulso dall'Europa. In Europa ci sono due grandi sistemi sostanzialmente, quello francese del doppio turno o quello tedesco. Io personalmente penso che quello tedesco sia più adatto alle nostre caratteristiche di paese, al nostro DNA e più adatto anche alle circostanze, perché quello tedesco può favorire, come è successo in Germania, anche un periodo di grande coalizione. E qui è il secondo punto, io penso che ci voglia un periodo di grande coalizione. Il Paese farà difficoltà a fare le scelte impopolari e pesanti che ha bisogno di fare, che però non può ulteriormente rimandare se non avrà diciamo, degli elementi di condivisione, e l'unica possibilità per avere elementi di condivisione è quello di mettere le più grandi forze politiche, che spero siano diverse da quelle che abbiamo di fronte, che siano forze politiche nuove, rinnovate, nel governo, in modo da prendere decisioni comuni, non una mucchiata, ma l'assunzione di responsabilità, perché se no succede facilmente che di fronte a scelte impopolari chi sta all'opposizione specula sull'impopolarità delle scelte e diventa impossibile assumere quelle decisioni che sono necessarie. Il terzo punto è il cambiamento del profilo istituzionale. Noi abbiamo istituzioni che sono figlie dell'Assemblea Costituente, del clima politico che c'era dopo la guerra, hanno fatto un servizio straordinario al Paese, quindi non si tratta di dare un calcio nel sedere il ben servito né alla Costituzione né alle istituzioni che da essa sono generate, però bisogna prendere atto che le cose sono cambiate, che abbiamo bisogno di una fase di rinnovamento. Credo che la Costituzione non sia né un tabù intoccabile da mettere in un tabernacolo e lasciarla lì, né da prendere e da buttare via totalmente. Credo che bisognerà fare dei cambiamenti. Quel clima politico di grande convergenza che io rivendico come necessario per fare le scelte, quelle prima di tutto di politica economica più necessarie, secondo me può essere il clima adatto anche per fare alcuni cambiamenti nel modo più giusto per
per cambiare la Costituzione, per rinnovare le istituzioni. Penso personalmente che la cosa migliore sarebbe un'assemblea costituente nuova, perché questo darebbe il segno anche psicologicamente al Paese che si volta pagina. Se non sarà possibile questo, comunque le regole che sono scritte nella Costituzione vanno cambiate insieme, non possono essere cambiate a colpi di maggioranza, e quindi spero che questo avvenga. Poi l'ultimo punto è quello della semplificazione degli assetti istituzionali, in particolare di quelli del decentramento. Io credo che non solo, anche per ragioni di costi, per ragioni di bilancio, ma non solo per questo, direi soprattutto per ragioni appunto di semplificazione e di superamento dei meccanismi burocratici e dei diritti di veto che in questi anni abbiamo finito per distribuire, facendo quella sottospecie di federalismo all'italiana sbagliato che abbiamo realizzato. Io penso che occorra risistemare l'assetto istituzionale e del decentramento, per esempio adottando quel vecchio progetto della Fondazione Agnelli di qualche anno fa, di semplificare, di ridurre il numero delle regioni facendole diventare grandi come i Länder tedeschi, e quindi 7-8 regioni al massimo, abolendo le province e unificando i comuni più piccoli laddove ci siano le condizioni per farlo, senza dover per forza arrivare col carro armato, ma mettendo in moto dei processi di unificazione dei comuni più piccoli. D'altra parte il 70% degli 8.100 comuni italiani sono sotto i 5.000 abitanti, quindi è normale che una semplificazione in questo senso possa avvenire. Bisogna superare alcune istituzioni di secondo e terzo grado che hanno dimostrato, dalle comunità montane agli enti di bacino a quant'altro, che hanno dimostrato di non essere in grado di funzionare. Penso che l'insieme di tutto questo potrebbe portare non soltanto a molti risparmi, se si facesse tutto quello che ho detto sarebbero nell'ordine, a regime nell'ordine di 100 miliardi addirittura, ma penso che il Paese avrebbe una fase di modernizzazione, di semplificazione e di rilancio molto significativa.